Sì, e durante un controllo, insomma, per dei movimenti un po' sospetti di auto di lusso, abbiamo trovato un capannone, nei garage di un capannone, una vera e propria carrozzeria abusiva dove c'era un'auto che stavano assemblando, un'auto riciclata proveniente da Reato, che era stata fatta sparire da un fallimento in provincia di Napoli e la stavano saldando insieme a un altro pezzo di auto, si tratta di due Porsche, per poi essere chiaramente rivendute al mercato occultandone l'illecita provenienza. In questo caso ovviamente tutta l'attività era completamente illecita, cioè lì non poteva esserci assolutamente niente ed è stata, oltre a essere denunciate le persone coinvolte, è stata anche contestata l'attività abusiva. Proprio a fianco un'attività illecita da parte di padre e figlio recidivi. Sì, proprio nelle vicinanze, durante il primo controllo si notava che c'era un altro movimento di macchine che continuava e quindi gli operatori sono andati a verificare e hanno trovato un altro esercizio commerciale abusivo, un'officina in questo caso, con tanto di clienti che aspettavano il ritiro delle macchine, auto sui punti di lavorazione, 7 veicoli presenti in loco e padre e figlio che erano già stati sanzionati dal nostro ufficio con la chiusura dell'attività perché avevano un'officina abusiva nel 2012 e che a quanto pare hanno reiterato, diciamo, la stessa condotta, quindi nuovamente provvedimenti sanzionatori, sequestro dei materiali e chiusura ovviamente dell'attività. Comandante, i dati dicono che questo tipo di attività abusive sono in preoccupante aumento. Sì, effettivamente il 2015, il primo trimestre, ha evidenziato un dato più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e quindi possiamo sicuramente affermare che il fenomeno si sta espandendo.